Tragedia ad Arsiero, nel Vicentino, ventenne a un malore in acqua e muore sotto gli occhi dei bagnanti. Vani i tentativi purtroppo di soccorrerlo. Vi prego, chiudete il Piave, è troppo pericoloso. Lo straziante appello del papà del 21enne morto negato a San Biagio di Callalta. Intanto proprio nella zona continuano i tuffi. Tragedia in galleria Carso sul raccordo autostradale triestino. Camionista 32enne scende dal tir per un guasto e viene travolto e ucciso da un'auto. Dall'ospedale di San Donà l'appello di Agnese Favaretto, la campionessa di guida sicura centrata da un automobilista contromano che poi è fuggito. Giro di fatture false per oltre 26 milioni, l'indagine della Guardia di Finanza partita da Castelfranco coinvolge più regioni, 6 denunciati. Fra 7 giorni l'attesa sentenza di primo grado del processo all'ex Mitene di Trissino, domani sera fiaccolata delle mamme no fas davanti al Tribunale di Vicenza. Grande commozione a San Zenone degli Ezzelini per l'ultimo saluto ad Alessandro Ferraris, il vicepresidente dell'ANA Montegrappa, morto domenica a soli 52 anni per un malore. Seconda prova scritta diversa a seconda dell'indirizzo di studio per gli studenti alle prese con l'esame di maturità, non sono mancate le sorprese. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto e purtroppo ancora tragedia, ancora giovanissimi che perdono la vita dopo un tuffo, quando dovrebbe esserci un momento di allegria, di spensieratezza con gli amici. In questo caso a quanto pare era da solo il ventenne che ha perso la vita nel primissimo pomeriggio, poco dopo le 13:30 l'intervento, ad Arsiero, vicino a un torrente, una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei bagnanti che hanno lanciato subito l'allarme, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tragedia consumata nel primo pomeriggio alla Pria di Arsiero. Un giovane di circa 20 anni è deceduto in acqua. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni bagnanti, non vedendolo riemergere, hanno chiamato i soccorsi. Arrivato l'elicottero di Treviso e un'ambulanza da Sant'Orso. Sanitari che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da chiarire saranno le cause del decesso, tra le ipotesi quella del malore. Sul posto indagano i carabinieri. E poi c'è la tragedia, l'abbiamo raccontato in diretta ieri nel corso del telegiornale di Treviso e poi anche questa mattina nella prima edizione del 21enne residente nel Pordenonese di origini venezuelane annegato nel Piave. Oggi lo strazio del papà, mentre gli inquirenti parlano di una tragica fatalità, il papà che lancia un appello disperato al governo, dice: per favore chiudete il Piave, i nostri giovani non possono morire così. Sentite. È andato al fiume, un fiume tanto pericoloso come questo fiume. Le chiedo al governo che per piacere, per favore, chiude questo fiume, tanti ragazzi che hanno morto colpa del fiume. Veramente questo è un dolore forte. È un messaggio disperato quello del papà di Daniel Denis Navas Reyes, il 21enne morto annegato nel Piave in un pomeriggio tragico di metà giugno. La famiglia, di origini venezuelane, residente a Pasiano di Pordenone, non si dà pace, non può darsi pace. Il giovane stava prendendo il sole con un gruppo di amici sugli isolotti di ghiaia del fiume, sotto il ponte sulla Postumia, tra Fagare della Battaglia e Ponte di Piave. Qui si è tuffato per non riemergere più. L'allarme, partito da un'amica che inizialmente aveva parlato di 2 dispersi, ha portato a una vera e propria mobilitazione. Pompieri su M118, carabinieri. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato poco distante, a qualche metro di profondità. Da qui le operazioni di recupero, lo shock degli amici, il dolore lacerante dei familiari accorsi sul posto. Il 21enne, da quello che si apprende, era un esperto nuotatore, ma il Piave non gli ha concesso sconti. Di tragica fatalità parlano gli stessi inquirenti che nelle scorse ore, dopo aver raccolto le testimonianze di amici e testimoni, hanno restituito la salma ai familiari. Di Daniel Denis resta il ritratto del padre. Una persona trabajadora de trabajo, lavorava in una fabbrica per l'Italia, una persona giovane, con tutto il futuro più avanti. Il ragazzo era una persona
tutto corretto. Dalla tragedia privata nasce una richiesta collettiva: impedire che altri giovani trovino la stessa morte di Daniel Dennis, così lo zio Moreno. È modo di mettere tanto controllo su questa cosa, magari più controllato, o magari anche chiuderlo, visto che ogni anno ci sono tante famiglie che soffrono per questa cosa. Chiedo per piacere altra volta che chiude questo fiume, per favore, attento, con tanti ragazzi giovani, con futuro. Anche perché all'indomani della tragedia, proprio nel Piave, si continua a nuotare, mentre i sindaci continuano a chiedere un tavolo urgente perché il divieto di balneazione sia effettivo. C'è chi continua a fare il bagno come se nulla fosse nelle acque del Piave all'indomani della tragedia. Quella che di fatto è una cattiva vecchia abitudine riguarda proprio tutti, giovani e meno giovani. Eppure il luogo della tragedia, costata la vita al 21enne Daniel Dennis Navas Reyes, è tristemente noto. A parlare è Rino Lisetto, consigliere comunale a San Biagio di Callalta, memoria storica del luogo. Noi lo diciamo un torqueo che ha la funzione di girare, di andare giù e ti butta. Se tu non sai nuotare ti anneghi, perché quando ti senti trasportato da questo torqueo ti muovi. Se invece tu stai fermo, il torqueo ti porta giù e d'altra parte ti butta su. Cioè è questione di breve tempo. Se invece tu dentro ti agiti, te resti là. Più in generale si riaccendono i riflettori su quello che sarebbe un divieto generale, quello di fare il bagno nelle acque del Piave. Lo ribadisce la sindaca Pillon, lanciando di fatto un appello anche ai tanti frequentatori dell'area che arrivano da fuori comune. Non ci sono le condizioni per consentire la balneazione in sicurezza. La balneazione in sicurezza ci può essere al mare, dove ci sono i bagnini, dove ci sono anche eventuali soccorritori, ma qui assolutamente non è possibile. Il fiume Piave ha delle correnti molto forti, si creano anche dei vortici che appunto non lasciano scampo, e quindi ne approfittiamo ancora una volta per lanciare un appello e ribadire di prestare la massima attenzione e ricordare il divieto di balneazione che è vigente. Il tema riguarda tutti i comuni riveraschi del Piave, chiede un tavolo urgente con tutti gli enti coinvolti, Demagno incluso il sindaco di Spresiano. È evidente che una cartellonistica senza una regola decisa possa servire bene a poco, e quindi io credo che sia davvero il caso che ci si trovi tutti assieme e si decida una volta per tutte come gestire il Piave. Regole certe, omogenee e soprattutto che possano portare ad evitare questo tipo di tragedie. Ancora drammi in acqua, perché dopo il turista spagnolo che ieri ha perso la vita sulla spiaggia del Lido di Venezia a causa di un malore, questa mattina un turista tedesco ottantenne è morto sul litorale di Cavallino Treporti dopo essersi sentito male mentre camminava in acqua. Subito è stato soccorso dai bagnini e dai sanitari del SUEM 118, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sul posto anche i militari della Guardia Costiera di Jesolo. Dall'acqua alle strade, ma ancora tragedie purtroppo come quella avvenuta lungo il raccordo autostradale triestino in Galleria Carso. Un camionista che si ferma, è costretto a fermarsi in galleria perché c'è un guasto nella camion, ma appena scende viene travolto da un'auto e muore. Aveva soltanto 32 anni. Non è servito a nulla il massaggio cardiaco durato oltre mezz'ora eseguito dai sanitari del 118. Il camionista, travolto da una Panda all'interno della Galleria Carso, è morto sul posto. Il 32enne di origine turca, stando alle prime ricostruzioni, ha avvertito un guasto al mezzo pesante mentre saliva al raccordo autostradale dopo aver recuperato il mezzo al porto di Trieste. Era da poco passata la mezzanotte quando l'autotrasportatore ha accostato per quanto possibile, visti i problemi al motore, ed è sceso dalla cabina nel tentativo di posizionare
posizionare il triangolo d'emergenza in attesa dei soccorsi. Appena uscito dal mezzo però è stato investito da una vettura in transito, nello specifico una Fiat Panda con al volante un uomo di mezza età. Il tutto è accaduto al termine del tratto in salita del tunnel poco prima dell'uscita per Prosecco. All'arrivo di ambulanza e automedica l'uomo era già in arresto cardiaco, ma presentava anche un forte trauma toracico e fratture multiple agli arti. È stato intubato sul posto e massaggiato senza sosta, sinché è stato inevitabile dichiararne la morte. In loco, per rilievi, viabilità e accertamenti sulla presenza di parti del veicolo coinvolto sull'asfalto, la polizia stradale, i vigili del fuoco e l'ANAS. E poi c'è l'appello sofferto dal letto d'ospedale a Sandona di Piave di Agnese Favaretto. Ha 5 costole rotte, un edema polmonare e un drenaggio toracico per colpa di un automobilista che l'ha centrata contromano mentre era in auto ed è poi scappato, lasciandola lì, quasi convinto che fosse morta. Le sue parole drammatiche nel prossimo servizio. Il tipo che mi ha schiantato addosso 15 quintali di macchina, è preso e se n'è andato via a gambe all'aria, credendomi morta, perché io ero riversa su un fianco. È una testimonianza drammatica quella di Agnese Favaretto, che dal letto del reparto di chirurgia dell'ospedale di Sandona di Piave, dove è ricoverata, lancia anche un appello accorato rivolto a chiunque possa aiutare le forze dell'ordine a rintracciare il pirata della strada che l'ha travolta alle 8.05 di sabato mattina 14 giugno in via delle Industrie a Fossalta di Piave. Agnese vive a Tiene con il compagno, ma quel giorno era tornata a Fossalta per trovare la famiglia. Io stavo andando verso casa dei miei, stavo facendo la rotonda che era a 600 metri dai miei e di lì non ricordo nulla, vale a dire che ho un buco nero. Io so che cosa è successo da quello che ho saputo poi, vale a dire che una Mercedes bianca, una classe B, si è schiantata sul mio fianco della mia 147 seconda serie a folle velocità, più di 100 all'ora. E io sono stata sbalzata poi su un palo che ha concluso la corsa e la carambola della mia macchina. Quella macchina, andata distrutta, era stata vinta da Agnesi una ventina d'anni fa, quando era diventata campionessa italiana di guida sicura all'autodromo di Varano de Melegari in provincia di Parma. Le forze dell'ordine stanno lavorando per individuare il soggetto responsabile dell'incidente e alle forze dell'ordine appunto va tutta la nostra fiducia, il nostro sostegno e un ringraziamento va anche ai numerosi cittadini che si sono attivati per dare una mano nella ricostruzione dell'incidente e nell'individuazione del responsabile. Ogni piccola informazione, ha scritto Agnese su Facebook, qualsiasi dettaglio, anche se può sembrare insignificante, può essere decisivo per dare un nome e una responsabilità a chi mi ha quasi tolto la vita per poi scappare vigliaccamente. Sopravvivo alla giornata. Che feriti ha riportato? Allora, 5 costole rotte e ora ho attualmente un drenaggio pneumotoracico da domenica pomeriggio. Non dovrai essere qui a scrivere, ha postato Agnese, eppure una catena di eventi, una serie di tasselli quasi impossibili si è allineata per salvarmi e perché non vi fossero ulteriori vittime. Ora la priorità è trovare il responsabile. La cronaca giudiziaria, l'ex prefetto di Padova Francesco Messina, indagato per peculato, è tornato questa mattina in città in tribunale per l'udienza preliminare che doveva decidere se rinviarlo a giudizio come richiesto dal pubblico ministero dopo la chiusura delle indagini avvenuta lo scorso aprile. L'ex prefetto, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Alberto Berardi, lo vedete nelle immagini, ha spiegato al giudice per l'udienza preliminare tutti e 53 gli episodi a lui contestati. Il GUP ha deciso di fissare una nuova udienza dove si pronuncerà sul rinvio a giudizio o meno. L'udienza sarà il 23 di ottobre. A Francesco Messina, prefetto di Padova fino allo scorso settembre, vengono contestati una cinquantina di episodi dal luglio 2023 al settembre 2024 in cui avrebbe utilizzato gli autisti della prefettura per viaggi e per commissioni private. Dal Tribunale di Padova a quello di Vicenza, dove è prevista l'arrivo di una fiaccolata serale delle mamme No FAS, tutto questo a una settimana dall'attesissima sentenza di primo grado sull'inchiesta FAS.
Oltre 300 parti civili, 130 udienze, numeri del maxi processo ex Miteni e PFAS iniziato 4 anni fa che si appresta alla fase finale, sentenza fissata per il 26 giugno. La richiesta totale di pena dei pubblici ministeri per 9 dei 15 imputati è stata di un totale di 121 anni e 6 mesi. E intanto le mamme no PFAS, che negli anni hanno promosso diverse iniziative per sensibilizzare su vari temi legati all'ambiente, tornano a far sentire la loro voce e insieme ad altre associazioni ambientaliste a promuovere una fiaccolata serale in attesa della sentenza. Ci sarà una fiaccolata il 20 giugno alle ore 21 davanti al Tribunale di Vicenza. Invitiamo tutti a partecipare e prima della sentenza che sarà il 26 giugno. Ci aspettiamo una sentenza equa, non la chiedono le mamme no FAS, la chiedono tutti i cittadini. Ci aspettiamo la bonifica che non deve essere dimenticata, la bonifica del sito Miteni. Chiediamo che inquinare diventi reato. La Guardia di Finanza scopre un giro di fatture false per oltre 26 milioni di euro. L'inchiesta parte a Castelfranco ma poi allarga il suo giro anche fuori dalla regione. Noi abbiamo riscontrato nella sola Marca Trevigiana, nella Castellana in particolare, le emissioni di fatture per 26 milioni di euro complessive. Articolato e complesso il meccanismo portato alla luce nell'operazione Mattone di Carta dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato 6 persone per reati tributari legati all'utilizzo e all'emissione di fatture false. Le indagini hanno permesso di scoprire nel solo territorio della Castellana 4 società cartiere prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per vendere fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte in ambito edilizio. Quantificati in oltre 1 milione di euro i proventi illeciti. Le Fiamme Gialle hanno richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la chiusura delle partite IVA coinvolte nel disegno criminoso al fine di impedire l'emissione di ulteriori fatture false. Una di queste società, tra l'altro, aveva anche richiesto la garanzia di un finanziamento bancario, portando appunto come giustificazione questo volume d'affari fittizio generato attraverso le fatture false. L'intervento ha permesso di impedire che a questa garanzia seguisse un effettivo sborso di denaro da parte dello Stato. Il sistema messo in piedi vedeva il coinvolgimento di altre imprese cartieri operanti, oltre che nella Marca, anche nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. L'attenzione dei finanzieri si è poi concentrata sugli utilizzatori delle fatture false, individuando in provincia di Treviso 2 società operanti nel settore dell'edilizia. E in un caso abbiamo addirittura la partecipazione a procedure pubbliche, quindi a gare d'appalto per 2.600.000 euro, motivo per cui sono state segnalate all'ANAC le situazioni sia relative alle violazioni tributarie che relative poi alla fornitura di false informazioni nel corso delle procedure di gara, situazioni che potrebbero portare alla sospensione della società dalla partecipazione a ulteriori procedure ad evidenza pubblica. A San Zenone degli Ezzelini adesso, dove questa mattina c'è stata grandissima commozione, l'abbraccio degli alpini per l'addio ad Alessandro Ferraris, il vicepresidente dell'ANA Montegrappa, che è morto domenica a soli 52 anni per un malore. È stato un grande abbraccio quello che il mondo alpino ha voluto dare ad Alessandro Ferraris, vicepresidente ANA Montegrappa e direttore del Museo degli Alpini di Bassano, che se n'è andato domenica per un malore che lo ha colpito proprio sul monte sacro alla patria, il Monte Grappa, quella montagna che lui tanto ha amato. Uomini e donne con il cappello, alpini in armi, giovani e vecchi, i Boccia e i Veci, i volontari della protezione civile, i donatori di organi e tanti ragazzi dei campi scuola ANA, tutti insieme, uniti, compatti, come negli sfilamenti per accompagnare Alessandro nel suo ultimo viaggio sulla terra. Gli
Gli alpini sono arrivati da molte parti d'Italia, sfilano i labari delle sezioni alpine assieme ai gagliardetti di tantissimi gruppi di penne nere. Il labaro della sezione Montegrappa è listato a lutto, c'è grande commozione, le lacrime rigano il volto di tanti alpini, il saluto militare davanti alla bara coperta di fiori bianchi e rose rosse, l'abbraccio alla moglie Piera e alla figlia Carlotta. Un unico, grande, collettivo, intenso abbraccio, e questo è il senso che lui lascia a tutti quanti noi, perché lui aveva la stessa attenzione per il vecchio alpino, ma anche per i giovani, che fossero alpini fatti oppure i ragazzi che vengono con il nostro campo scuola. Per lui erano tutti uguali, allo stesso livello, e con tutti si trasmetteva in modo straordinario, intenso, senza spendersi. Aveva un livello di empatia straordinario che quasi quasi anche gli invidiavo, e però lui sapeva trasmettere alpinità a qualsiasi livello, a tutto tondo, e lo si vede oggi nella giornata più tragica, più triste, però possiamo dirlo, è stata un'apoteosi di emozioni e di sentimenti. Tante le autorità presenti alla cerimonia, molti sindaci del territorio bassanese e trevigiano. Alessandro Ferraris era una persona amata e apprezzata che ha lasciato un'impronta indelebile non solo nella comunità alpina. Alessandro era uno che sapeva attirare la propria capacità di attenzione, ma sapeva essere con gli altri. Ecco, questo è uno, credo, un grande segno, e la presenza di tantissimi alpini che sono venuti un po' da tutta Italia lo sta a dimostrare. Ed ora la maturità, il giorno della seconda prova scritta. Vediamo com'è andata a Treviso. Per gli studenti alle prese con l'esame di maturità, la seconda prova scritta, diversa a seconda dell'indirizzo di studio, ha riservato diverse sorprese. Al liceo scientifico 2 problemi con lo studio di funzione su una circonferenza e 8 quesiti, con citazioni di Cartesio, Platone e riferimenti a Boccioni e Cicerone. C'era un primo problema che appunto avevamo delle funzioni, una circonferenza, e dovevamo calcolare un po' di cose. Com'è andata? Poteva andare sicuramente meglio, però Però comunque avete consegnato in anticipo, no? Sì, consegnato in anticipo perché non riuscivo a finirla. Una prova un po' lunga ma abbastanza facile anche, diciamo. Devo dire che era abbastanza fattibile. Chi ha studiato, chi no, ovviamente, però rispetto all'anno scorso mi aspettavo una cosa un po' più difficile e sono riuscita a completarla quasi tutta, quindi sono abbastanza soddisfatta. Tutto quello che c'era l'avevamo fatto a scuola, non era niente fuori programma, i quesiti un po' complessi. Al liceo classico per il latino una tradizione della De Amicizia di Cicerone che mancava da 16 anni alla maturità. Te lo aspettavi? No, zero, pensavo Tacito, Seneca, ma Cicerone no. E com'è andata? Bene, in realtà era facile, quindi nulla di complicato. Sapevamo che era tra i probabili, tra i 3 che escono più spesso, però non ce l'aspettavamo troppo che uscisse Cicerone, quindi eravamo anche abbastanza felici che è un po' più semplice di Tacito tipo. Noi ci aspettavamo un Plinio il Vecchio, tendenzialmente, o un Seneca, un Tacito, ma Cicerone no. E com'è andata? Bene, non ce l'aspettavamo, anche io pensavo Tacito sinceramente, anche il mio nostro prof pensava Tacito, invece vabbè è uscito Cicerone, diciamo che non era troppo difficile comunque come versione. Per la prova di inglese al liceo linguistico un brano di Hilary Mantel. La tacia di inglese era un po' difficile ma è andata. Il primo testo era abbastanza semplice e anche il secondo, quindi era molto più semplice di italiano rispetto a ieri. Ora qualche giorno di meritato riposo, poi gli studenti dovranno tornare sui libri per preparare la prova orale. Oggi è un giorno di rilassamento, sì, assolutamente. E poi? Poi niente, farò l'orale, inizierò a studiare tra qualche giorno, insomma. C'è l'orale, ma settimana prossima quindi fra una settimana esatta, quindi ho tempo per prepararmi. Per l'orale, fiduciosa? Sì, sono la prima della classe che sarà interrogata all'orale. Da un lato la vedo positivamente perché almeno me la tolgo, però dall'altro sono un po' in ansia perché è tra poco. Complimenti ai ragazzi, noi ci fermiamo qui, c'è il meteo e poi il TG di Venezia, arrivederci.